Buon dopo di misdi a tutti e a tuttes, buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie davvero di cuore per essere qui con noi questo pomeriggio, questa domenica di sole. È un grandissimo piacere, un onore essere qui con voi e accompagnarvi in questo nuovo incontro dell'edizione 2022 di Infila, appunto ideato, come sapete, un momento importantissimo ogni anno dell'Associazione Culturale I Colonos. Credo che oggi dobbiamo essere profondamente grati all'associazione per aver ideato e voluto questo spazio prezioso di approfondimento per confrontarci su un'opera davvero straordinaria, un testo straordinario come quello di Elio Bartolini, I Barbari. Un testo che è stato pubblicato nel 1982, quindi quest'anno ha fatto il giro di boa dei 40 anni, e è un testo che l'editore presenta come la più vasta opera per conoscere, a partire dalle fonti, la storia del Medioevo barbarico. Infatti in circa 1500 pagine, come vedete è un volume davvero consistente, ci viene fornito, tratteggiato, un panorama completo di quelle che sono state le invasioni barbariche dal IV all'XI secolo, e questo attraverso una vastissima scelta di testi di autori coevi di quel periodo. Quindi ci imbattiamo in cronache, in testimonianze, in racconti di quelli che furono i fatti, quindi ci vengono restituiti i fatti, gli eventi di quelle che furono appunto le invasioni barbariche. Però al contempo viene anche fatto tratteggiato un affresco di quella che era la società di allora, e in qualche modo ci viene anche tratteggiata una parte della società di oggi, perché c'è una straordinaria verosimiglianza tra l'ieri e l'oggi, c'è davvero un filo conduttore che tiene insieme questi due mondi. Elio Bartolini fa un lavoro pazzesco perché inquadra i diversi movimenti, inquadra gli autori, inquadra i fatti e soprattutto traduce tantissimo e davvero ci restituisce qualcosa di straordinario. Però questo ce lo spiegheranno Angelo Floramo e Giampaolo Gri. Quello che mi piace dirvi prima di lasciare la parola a loro lo prendo dalla brevissima introduzione che Bartolini stesso fa al suo volume, e racconta il perché di questa ricerca, di questa curiosità, e va indietro nella sua giovinezza, il 1941-42, c'è la guerra, lui è uno studente e a Padova si confronta col suo professore Roberto Cessi e dice di voler capire la decadenza dell'impero romano, e al contempo chi fossero questi barbari. E quindi 20 anni dopo si ritrova a continuare questo, o meglio, a dare forse sistematicità a questa sua curiosità, a questo suo studio, e inizia quest'opera davvero straordinaria. E c'è un passaggio che mi piace moltissimo di questo racconto, perché dice: poi si sa come vanno queste cose. Il non specialista, proprio via via che scopre le linee del mosaico, si ostina, tenta un suo restauro, un po' anche vi si danna. Così, mentre con una mano mi davo alla più umile fatica del tradurre, con l'altra avrei voluto fermare, riscoprire, far più vivida qualcuna almeno di quelle tante tessere, quegli ori, quei verdi, quegli azzurri, anche quei cupi rossi. Quindi le tessere di un mosaico che ci restituisce quello che fu appunto all'epoca quelle che furono le invasioni barbariche, ma che in qualche modo ci restituisce anche il mosaico della nostra identità, perché tutti quelle persone, quelle popolazioni che noi incontriamo nel libro di Bartolini le ritroviamo nella nostra identità, i Visigoti, i Longobardi. È un racconto davvero
straordinario. Ed è straordinario perché anche oggi noi ci confrontiamo con tante tessere, con una ricchezza culturale che attraversa la nostra terra oggi esattamente come allora. E allora ecco qui credo la riflessione che ci vuole portare, ci ha voluto portare l'associazione Colonos, riflettere appunto sulle tessere di quell'Europa che verrà. Vi dico soltanto di un ultimo passaggio che mi ha colpito molto. Io per lavoro mi occupo molto di immigrazione, è il tema che amo di più e che da sempre mi coinvolge. E c'è un passaggio di Bartolini nel raccontare i Goti. Allora, innanzitutto li definisce un'amalgama di popolazioni diverse, ma soprattutto nel raccontare che a un certo punto iniziano a muoversi verso sud, indaga le cause, racconta le cause e cerca di spiegarle. E poi alla fine si ferma e dice: il fatto è, per dirla rozzamente, i Goti si muovono come tutte le popolazioni anche al giorno d'oggi per i più diversi motivi, semplicemente si muovono perché l'uomo si muove e attraversa il mondo per appunto svariati motivi. E allora sta a noi cogliere quella ricchezza, quel movimento, coglierlo, accoglierlo e in qualche modo anche appunto per l'Europa che verrà governarlo. Io mi taccio e presento molto velocemente i nostri ospiti. Innanzitutto Giampaolo Gri, già docente di antropologia culturale dell'Università di Trieste e Udine, è autore di tantissimi libri. La sua ricerca sul campo in archivio è volta a indagare saperi che sintetizzano cultura materiale e valori simbolici, rimandano a quel rapporto appunto tra tradizione e modernità. Poi abbiamo Angelo Floramo, scrittore, insegnante, medievalista e instancabile animatore culturale. Assieme a noi c'è un lettore d'eccezione, mi emoziona molto il fatto che sia qui perché in primo luogo è un amico, Abubakar Siddiqui Traore, maliano, e darà voce agli autori che appunto Bartolini ci farà conoscere questo pomeriggio. Allora io vi ringrazio di cuore e passo la parola a Angelo Floramo. Scusate, mi alzo in pings perché già hai la propensione a rifletti e il sorelli arrischi ed inceami. Allora, giusto è una suggestione basata su 3 quadri che passano di quel libri monumentale bellissimo che hanno nos ha introdotto in una maniera così profonda. Difatti un'esigenza di un autore grande come Bartolini che si pè da sue esperienze culturali di quando era studente. In un momento, a dire la verità, quando i barbars forse erano già innervati dentro le nostre realtà, di lì a poco avresti impanduto anche le pies muse, però insomma dal 40 42 lui al Cirive, no? Qualche anno prima col 30 vot hai la vergogna dagli slez razziai e quindi non sa vin veramente c'è che i podin identificare come barbars, ma ecco, io spero che alla fine di queste piccole suggestioni veni fuori. Quindi 3 quadri di 3 autori che Bartolini al volte partalian e che presentano 3 differenti opinioni sui barbars, come che vi ho dato. L'ultimo quadro è una considerazione che invece avviene fuori a margine, no? Quasi come une notule che appade su di un manoscritto delle biblioteche guarneriane, ma diventata anche un importante riferimento culturale ora presente dal Museo Cristian di Aquileia. Allora, prima considerazione. Il primo autore è Ammiano Marcellino. Ammiano Marcellino è stato il più grande, probabilmente, scrittore di storie dal secolo IV, quindi lui al Murta al 400, proprio l'anno 400, alla screature, quindi no? dal secolo V, e ha una cultura che i storici definiscono ellenistiche, quindi al vendi che il Mont, un evore sior dal punto di vista culturale, e che l'ha bevuta, l'ha suppato le culture dei greci alessandrins e ovviamente si è formato in tas aules de grandi accademie
e all'interprete queste vignude dei barbars come una forma di lontananze estreme delle sue culture e dal suo punto di vista, e sia di intellettuale che di roman, che di uomo che era sicuro di fare parte di un centro importantissimo, dice che lui definisse essi la civiltà. E dunque, al chiappe su che definizione che veniva proprio dal mondo greco, anche dal punto di vista di etimologie di barbar, o i barbaroi, dunque che a balbetting la melenghe, dunque che non fa in parte da nostre civiltà. E su questa l'insiste, e vi darò anche in te letture che non vengono offerte di Abu, all'insiste proprio su di una contrapposizione un'evore feroce, dure, esclusive, tra no, al dis Amiano Marcellino, e che gli atris. No, gli abitanti, dice che i Grecs definivano la polis, quindi sin proprio che partono i valori dalla civitas. Al di fuori dei muraons della civitas non possiesi che in civilitas, cioè un alc che non compete le nostre misure, le nostre sobrietà, il nostro mood di misurare il tempo, di misurare gli spazi, di crodi al Dio, il sol Dio che è ammissibile, e quindi all'esprime una forte vene, si vogliono anche di castic, no? Di condanne a ciò che alven di fur dal limes. Interessante anche come etimologie, no? Il limes. Non la spiet poros, non la spiet dall'inquintri, non la frontiera, ma il confin che al divit. E quindi i barbars vengono definiti come che stanno al di fuori dal cercli delle nostre identità, sono i foresti, perché vengono dal mondo dalla foresta, dal bosco, sono i pagans, perché vivono dalle campagne, e quindi sono veramente savoltati dentro dalla loro anime erranti ed erronei, come si diceva, nomadics. I viodarin subite de vos dirette di Amiano Marcellino. Noi viviamo dalle nostre stiasis, loro sono doprasa, vivi in una condizione là che le chiase non è proprio dude, non esiste. Noi abbiamo fatto un patto sociale, al vares dite di lì a qualche secolo in davanti, un signor che si chiamava Rousseau. Loro non conoscono queste forme di patto. No, i mangin un gustà che è stato temprato dal fuoco, perché sono civilizzati. Loro mangiano, lo vedono, una chiarca e crude. Addirittura alla queen gli enfri dagli sgiambis, dagli squessis, dai guerriers, quando galoppin sui loro chiavai di una razzie adicheatre. Noi siamo i portatori di una lingua che è il spieli delle nostre razionalità, loro sono invece una sorta di snacai della storia, così al vendite, un grop di chiar, senza ciruviel, una chiar che è caratterizzata anche di una imanità dal corpo, su questa l'insista Amiano Marcellino, a son boccons, a son granchie, non sono boins di essi misurati, neanche da loro stature, e parvestite doprin la piel dai demai, las pellices dai demai, che addirittura etegnin quando hanno squeat sulla spalle e adoprin il chiaf dall'animale come una forma per proteggersi, quindi come che fosse una fusione forte tra il poco di umano che loro hanno e il bestiale che alven riconosciuto su di loro. Un giudizio un'evore duro, un'evore aspre, un'evore gerp, noi potremmo dire, che rappresenta in questi primi quadri forse la definizione di ciò che è l'altro, l'alterità, il differente di me, pericolose, sempre pericolose, perché in qualche maniera rimbalza anche sulle nostre contemporaneità, no?
c'è tante svolte, il giudizi su ciò che è differente di me, al dovente il giudizi che si configura come una narrazione su di una barbarie che non mi compete. Io sto di queste bande, dal muro, le bande giuste, e che vengono di che altre bande, vengono di un mondo lontano, misterioso, difficile anche di misurare, difficile di capire. Un nord che è freddo, inglaciato, un oriente, ex orientis partibus, tra l'altro, di loro che vengono, come che dice le narrazioni bibliche, Og e Magog, i spirits dell'Apocalisse, i savoltatori dal monte, e in queste dimensioni lontane, misteriose, io arrivo ad ora a avere una specie di impressione di un rivoc dalle storie, che è ben lontano, dice che è sicuro, dice che è giusto, dice che così no, quintri che iatris. E quindi magari grazie a Abus intin le voci di Amiano Marcellino. Buonasera a tutti, buon ascolto. La semente di ogni sventura, l'ordine di stragi ha fatto nuovo che il furore di guerra provoca in un sovvertimento generale aggiungersi al suo solito ardere. Crediamo di poterla individuare in questo. Le storie e le testimonianze dei antichi appena accennano agli uni. Una gente che, barbara ogni immaginazione, vive al di là della pianura Metodi, ai bordi del mare glaciale. Essi a cui, nel nascere, le guance vengono incisi da profonde taglie perché il vigore del pelo, al momento opportuno, si perda in quel corrugamento di cicatrici. Invecchiano imberbi, l'aidamento simile ai nocchi, mattarchiati, robusti, grossi di collo, con qualcosa che incudi tumore nella loro struttura innaturale, quasi una sorta d'animale di bipedi, oppure quei tronchi che, scrosati alla meglio, si vedono sulle spalletti dei ponti. Un aspetto che, seppure difforme, eppure sempre umano, corrisponde a abitudini quasi bestiali. Il loro cibo non ha bisogno né di fuoco né di condimenti, si consiste in radici d'erbe selvatiche e nel carne del primo animale che capita a tiro, da fare frullare un po', tenendo sotto le cosce mentre cavalcano, mai che si trovano all'interno di qualche edificio, anzi comunemente rifiutano le case come le tombe. E questo al punto di non poter disporre nemmeno di tuguri di carne, ma vivendo vaghi, in continuo trasmigrare per selve e montagne. Intanto si abituano fin dalla nascita a sopportare la fame, la sete e intemperie. In paesi stranieri, poi, non entrano in un'abitazione se non per necessità assoluta. Convinti come sono che sotto un tetto non possa esservi sicurezza, coperti da indugi di legno o di peli di quei topi dei boschi cuciti insieme. Non è che abbiano una veste per quando si trovano in casa e un'altra per quando escono. Una volta infilata, questa specie di sudicia tunica deve cadere a brantoli. L'odore dell'uso prima che si tolgono o si cambino. La testa usano proteggerla con un baretto dai origli ribattuti. Le gambe pelose come peli di capra. Calzari, ritagliati alla meglio, calzari, ritagliati alla meno peggio, impediscono loro di camminare liberamente. Questa è la ragione per cui poco adatti a combattere a piedi. E sul loro groppi, talvolta cavalcando alla donesca, sbrigano ogni faccenda, di giorno e di notte, dal vendere al comprare, dal mangiare al bere.
allungati sul corto collo di loro bestia, al dormire profondamente, perfino al sognare. Grazie, grazie. Ecco, c'è che si diceva, proprio te una disumanizzazione totale. Bellissime le serradure però. Ma c'è che le serradure è quasi in controtendenze, dice che prima l'ha descritto Amiano Marcellino, perfino a sognare. Cioè quasi quasi queste bestie che avvengono dall'inumano e che sono disumanis, però arrivano anche a insumiarsi. E l'insumiarsi è un'attività che compete l'uomo, perché ha a che fare con le utopie, ha a che fare anche con le speranze, è un elemento che è dentro di noi e che al dovente si umpa. Ecco, anche che i bestion lì arrivino a insumiarsi. Il secondo quadri si discosta di questo primo. Le firme che di Gregori il Grande, pape, un pape intrigante, interessante, allora parintindisi che ai suoi missionaris che saressero partiti per evangelizzare i popoli dall'Europa, al conseave, per esempio, di non sdrumare i templi dei pagani, ma piuttosto di costruire parsore, gli sglesis, di tornare a lei i rituali antichi pagani e magari da loro una forma cristiane, parciri di tacà che il dialogo, che il fevelassi forse, che il ricognossi il senso dal sacral che comunque al compet, no? le nostre dimensioni umane. Ecco, Gregori sul Pasche come i Sintarin, di chi è un momento, al fa una considerazione interessantissima, al tacche con una specie di invocazione, quindi la muerte dalle chiar, lo ripeto per 3 volte, la muerte, la decadenza dalle chiar, la decadenza dalle chiar, la decadenza dalle chiar. Ci stanno facendo che i barbars lì e vengono a sdrumare una società che è romana, che culture romane, che è siore, che è opulente, che è basata sul senso del privilegio, del potere, che è braurose sicuramente delle sue culture, dagli stiasis, dai vestis, dal martiat, dalla lenghe, ma vestis, martiat, lenghe, chiasis, probabilmente si sono peadis secul per secul sulla sofferenza dai puars, dai tibias, al diseve Seneca, qualche anno prima, qualche secolo prima, ma valial par da bon il poder dall'imperi roman, davanti dagli sverdiadis, dagli spacchis che vengono dati sulle schene di un sclavo. Valial che il poder, la sofferenza, anche in nome di un uomo. E allora Gregori il Grande, dei suoi dialoghi, bellissimo titolo per una riflessione sia storiche che teologiche, va a lei dal mondo, dalle invasioni barbariche, quasi una specie di progetto divino. Ovviamente, un progetto divino è presente in tutti questi autori che i Cirinti interpreta. A lei è una consapevolezza il fatto che il tempo dall'omp al sé di disegnato di un architettor, di un architetto, di un geometra, che ha una finalità che magari noi non arriviamo a capire sul momento, ma avrà un significato, avrà un senso lontano, al di là dal dolore che noi chialin, che noi sentim, forse hai una ragione. E Gregori il Grande dice che la ragione è profonda. È arrivato il momento di savoltare il privilegio, è arrivato il momento di dismentearsi, dice che per secoli no o vinghio il tutto, dismentearsi di che gli altri. È sempre una contrapposizione ovviamente tra il no e i che gli altri, però le idee è pengia, è profonde, è quasi inquisitoriale, appunto il det, non tanto sul barbar, quanto sulle chiocche dal pan, si diceva in una serie passate dai colonos, cioè su quei pregiudizi che se tu hai le fortune di sta bene, non tu hai di domandati per sé, tu stai bene e vonde. Che gli altri sono appunto di che altre bande dal muro, sono di che altre bande dal confine. Però il momento che tu perderas tutto, magari in tu negnot al vignerà, tu rischieras di perdi tutto
comprendu delle tua vita, che è il ben più sacrale, più importante. E forse, davanti di queste enormi robarie che non sono così ingiuste, così difficili di glotti, è una giustizia divina e profonda. Cui ti ha dato a te il diritto di stare dalla banda giusta? Es un tuo merito, il fatto di essere nasciuto dentro di una chiesa o di portare il vestito di sede o di lin o di calzarsi ai pis o di sapere tabà una lingua imparata in una scuola. Cui ti ha dato queste possibilità? Es un tuo merito? O forse tu sei nome che fortunato? Che altri, come arrivano a chiapparsi, c'è che per secoli non hanno mai avuto. E allora il suggerimento che dà Gregorio il Grande, al suo è quasi che viene dato alla società del DDV. Al dis Gregori, stin attenti che forse i nostri valori sono stati per massa tempo poas su di un ben che è destinato a schiampare via, quasi quercus folia, come che fosse le fue dal rol portate via dall'aiar, velut umbra, que non est corporea, come le ombrene che passa e duce si dismentein di e. E al cite il messaggio del Vangelo che al dis non state accumulare il tesauro chi sulle chiere, là che l'ari al può portarlo via, là che le muffe, le tigne e poi incorrompilu. A lei un tesauro che è un lavoro più importante e non si dismenteat di quel tesauro lì. E che tesauro, Gregori, all'uclama il ben spirituale. E dentro di questo ben spirituale ognuno di noi può mettere le culture, al può mettere le sensibilità, il rapporto umano, l'incontri con che l'altri, il acciri dentro dall'altri che parte che è dentro di noi, che forse tanti mondo vin di scovir giù, non rivin anche mo a capire, ma rivin a conoscere il nome dal momento che si tiatin con che l'altri. Non è citato caval le sapienze, non è monete caval l'amor, ecco. E allora anche l'invasione barbarica forse di sei lette come una grammatica differente. Non la capim. Perché non sono boings di decodificare quel linguaggio, ma è un linguaggio che ho vinto impararlo e probabilmente una volta imparati arriveremo a essere più umani di prima, incontrando un'altra umanità semplicemente differente dalle nostre. Sentin Gregorio il Grande. Ecco che è venuta ecco che è venuta la fine di ogni carne. Ecco che è venuta la fine di ogni carne. Ecco che è venuta la fine di ogni carne. E dopo questa espressione ripetuta 3 volte, la versione disparve. Allora quel servo di Dio si alzò e si mise a pregare e a piangere. Immediatamente in cielo apparvero terribili segni e fuoco veste aste e schiere di fuoco dalla parte dell'Aquilone. E dopo la razza crudele dei Longobardi, come spada tratta fuori dalla vagina delle sue regioni, si abbatte sul nostro cervici. E la popolazione che in questi luoghi si erano moltiplicata come densa messa venisse affalciata a morte. Ecco, città spopolate, castelli distrutti, chiese incendiate, monasteri di uomini e di donne devastati, campagne desolate e ormai privi di chi coltivi, località prima abitate dall'uomo ora ridotte a deserti senza padroni, a rifugio di fiere. Che cosa avvenga nell'altra parte del mondo? Non lo so, ma qui dove noi viviamo, il mondo, più che annunciarci la sua fine, ce la fa vedere. Per questo tanto più necessario andare in cerca dei beni interni, quanto più vediamo che rapidamente ci sfuggono quei temporali e transitori. Avremmo dovuto disprezzare questo mondo per se avessi allettato
con le sue lusinghe e con le sue prosperità. Ma dopo che ci fustiga con tanti flagelli e ci travaglia con tante calamità e ci raddoppia ogni giorno i suoi dolori, che altro mai ci grida, sino che non deve essere amato. Grazie, Abu. È fortissime come accuse. E queste accuse si pensano e favele anche molte volte di no. È interessante come che questa operazione che Bartolini al faseve non è nome un'operazione filologica, ovviamente. Il studiare le storie non è un atto che compete nome le bielecce di tornare dalle vite a che sono passate, ma lo fanno sempre come spieli per arrivare a capire qui chi si no e anche i problemi del nostro tempo. Terzo e ultimo quadri, prima delle considerazioni finali, avvengono investite di una voce anche molto differente, perché è che di Jordanes. Allora, Jordanes è uno dei primi barbars, perché Gregorio il Grande non era barbaro, e Mancul di Mancul Ammianus Marcellinus era un barbaro, ma Jordanes al conte la storia del suo popolo, e il suo popolo è quello dei Goths, che ste sgiarnassie, no? Grandiose, che forse te ha semenato il primo grande passaggio tra le ete antiche e le ete di Miezza. È stato un momento quando buona parte dell'Europa era un'Europa sotto dai Goths, no? Dividus in Westergoths, di una bande, i Visigoths di che altre, no? Gli Ostergoths e i Westergoths, i Goths dall'est, i Goths dall'ovest. Giordane Salavoi di contare le storie dei suoi antenati, che non era in partistan prima, perché Giordane sale dal 500, quindi i sim propite quasi lì d'ogni. E potresti dire che Giordane sale un immigrato di seconda generazione, che si fa smuini dall'ordine di Benedetto e ha la possibilità di studiare le lingue di un mondo che sta per tramontare, e con che lingue di quel mondo che i Gozi hanno contribuito anche a Savoltà e a Paraiù, lui al conte le storie dei suoi paris e da Sosmaris. E al tacche con una definizione che fa svenire griso, perché lui al dis pensate che i nostri santenars si sono spostati partendo di una chiere che è così fredde, così blanche, così inglaciate, che parfini il lof, quando al berle, e al stiampe vie, inceat dalle neve, perché non arriva più a viodi, alle obleat a nasali solmis dal sanc e dalle chiar vive, partinissi viv. E non ha pore dal chiacciador, non ha pore di quel che lo bastone, con l'oracli di len, non ha pore di quel che i tira da urli sfrecis, perché le fam e il fred e le pore che ti picciui a podin morì a noti ferme. Non è muraon, non è confin che può fermare le disperazioni dalla miseria. E che sta ribalta in una maniera incredibile tutto il discorso, sia quel di Amian che quel di Gregori, perché non è una grammatica peade a una visione stranide, divine, che l'ompa non arriva a capire. E noi neanche le condanne dall'altri, ma lei è quasi un ricognossi che le miserie e le pore e sburtin i popoli a muoversi. Perché nessuno alla resvie dalla sottiere sal stes ben dentro dalla sottiere. C'è che non sburte al disi Jordanes a son gli svueris, e la fama, lei non arriva a tanie, a lei non arriva a fa quintri dal mal, dal mont, che sburte a ciri atri. Jordanes in quest al chiappe dentri, tutta una serie di suggestioni che passino per Hieronim, l'ho citata domenica passata, il voltatore dalla Bibbia, che prima d'ogni di Eusebi il Grande all'immagine una storia dal monte su quadris che i podin definì synoptics,
È bellissima di vedi. Non è una storia lineare. Non è la storia di Adamo e di Eve che partis e dopo no, si sciolce dai suoi ramas. No, è una storia parallela, la che ogni popolo viene seguito dalla sua origine parallelamente alle storie di lui che altris. E quindi tu, se tu vuoi, tu puoi seguire dall'alto in basso la storia di ogni popolo, però se tu fai investite una lettura lineare, tu vedi che in quel secolo a Ninive succedeva che robe lì, a Roma che altre storie, ad Atene un'altra antiemò, e dopo ovviamente su tutto il resto del mondo, in Africa, dall'Oriente, poi d'Onde. Questa definizione è una definizione che potresti definire ecumenica da un punto di vista umano, però. Un ecumenismo che non ha niente di dottrinale, ma che si fonde sull'umanità, le storie a dovente con Jordanes e probabilmente par prim con Jordanes un fatto umano. E in queste science origine, in sempre dal stesso gruppo di studiosi interessanti, al dis che le storie è come le voltate dal sorelli, il sorelli al nast, all'oriente, al passe, al farsi il gir, al dovente a un certo momento centrale sul monte, dopo al tramonte a sorelli a monte, no? Sorelli dievat e sorelli a monte, così le prime civiltà si attaccano dall'oriente, dopo le sorelli di Roma, ma a un certo momento al sarà un sorelli a monte. E lui al dice che sta è il momento dal sorelli a monte. È il momento là che di chi a po' che vegnerà che gnot, che vin citate sul volantino, un gnot scure, un gnot profonde che fa spore, ma che non è prive di storie, non è senza storie. Anche che gnot profonde lì ha li sostellis, ha li sos costellazions, e a che magie che ognuno di noi ha di arrivare a lei dai segnali del tempo, in spiete che tacchi un altri cercli di storie e probabilmente al di Jordanes i miei vons e han contribuito forse tasserà questi prim cercli perché al po' di tacà che l'altri. Il toc là che come abunus da le vos, con le vos di Jordanes, al competta qui lei. E amico vente proprio te per le ultime considerazioni, perché Jordanes al dice anche i gozzi a un certo momento, sono stati sburtati di che atris, e che atris sono i uns di Attile. Attile muove immediatamente, con tutt'altra sicurezza, contro i Romani e comincia ascendiando Aquileia. Metropoli del Venezia situata su una lingua di terra protesa nell'Adriatico e nel cui muro sono bagnate a oriente del fiume Natisa che scende dal Picci. L'assedio si protraeva senza nessun risultato, ribattuti dal meglio dall'esercito romano. Gli Uni già brontolava e avrebbero voluto ritirarsi. Attila, che nel fare il giro del muro stava riflettendo se levare il campo o persistere nella presa, vede uno stormo di cicogne. Quei uccelli candidi solito nidificare sul sommato dei edifici, mentre volavano via dalla città con i loro piccoli per andare a deporli. Contrariamente ogni loro abitudine, lontano nelle campagne, dotato di un acutismo senza osservazioni, il fatto le pressionò e rivolgendosi ai suoi, guarda, disse, questi uccelli che presaghi volano via da una città destinata a perire e nell'imminenza del pericolo abbandonano i bastoni prima che crollino. Non c'è nulla di insignificato, nulla di equivoco, solo la paura di quanto sta per succedere per mutare le abitudini di essere previdenti. Che altro gli Uni, preparando l'assedio di Aquileia, riprendendo l'assedio di Aquileia,
con rinnovata ardore. Costruiscono ogni sorta di arma da guerra, le fanno funzionare, si impadroniscono senza indugio della città, di cui si dividono le spoglie, e la devastano talmente da lasciare appena qualche traccia. Grazie. Grazie. E questa all'introdurre proprio le mie conclusioni, perché in un manoscritto verdiato di Giusto Fontanin in biblioteche guarneriane è chiatato proprio questo riferimento che è straordinario. Chi si dice lapida trovata nelle rovine sepolte di Aquileia l'anno 1735. Fontanin al murarà l'anno dopo, 1736. Lapida la quale si fa conto che possa essere del secolo IV al più, cioè prima dell'arrivo di Attila, che distrusse e ridusse al suolo codesta città. Extat Aquilee, assitiate ad Aquilee, in quadam domo, picchiade su di une chiase capitulari, tal capitolo di Aquilee, che lapide chi cumò è state staccate, preservate e la sitiate, si vuole la viodile, dal Museo Cristian di Aquilee. È una lapide bellissime, fortissime. È state sdrumate di Attila, chiatate fur nome dal 1735. E questo è il suo test. Hic iacet restutus peleger in pace. Chi al duar, alle muart, restuto un pellegrin, si chiamava restuto, fidelis, alveve le sue fede. Ex Africa venit, ut visitaret urbem, all'era venuto finca su, dalle Afriche, per via di queste citate. Hec invisa tellus istum voluit corpus habere. E queste chiere che vengono definite invisa, odeose, strambe, lontane, e ha pretindu di tignì il suo il quarp di questo pellegrin che veniva dalle Afriche. Hic quonatus fuerat optans erat illo reverti, ma lui ha sperato fino alla fine di poter tornare là che era nascuto. Id magis crudelius ut nullum suorumque videret. E le robe pui dure, traduttis, alle che non ha mai pui potuto tornare viodi che calamave. Invenerat satis amplius, quam suos ipse parentes, ma, chi di no, all'arrivata chiatà qualchidun che lo ha amato in modi pui forse sarà possibile dai suoi stessi genitori. Ne chiam erat exter, sicut provenit, us esset ad ipsis. Nessun come lui alle veramente un forest, s'ale amat di che lo chiappa in dentri. Le int che ste lapide a me mi ven di pensare che è vero che Attila ha sdrumat Aquilee, ma mi ven di pensare anche ai nostri stimps, là che i restituti pellegri e si stiafoin a murin di fred, avvenien copas, avvenien respinti, e si chiama proprio così, no? Il respingimento, avvenien parasin da ur, di quel monte esotico e lontano, che forse non è il nord, no? Chiantat di Jordanes e neanche l'Oriente favoloso, ma una parte dall'Oriente sì, una buona parte dalle Afriche sì. E avendo di pensare che gli speraulis che vin sintut, mediante diabu di queste sfons, voltati spartaliani di Bartolini, e non scompeti in pui che no atris cumò, perché probabilmente i barbars, vuoi, o sin no che si di queste bande del muro, e sin no che in queste suage di sicurezza e di tranquillità ti si senti smenteas di che gli altris. E vin pensat che questo nostro privilegio al competes nome che a no e no e vonde. I barbars a son dentri, non son fur,
i barbars accomandin, a fasin la legge che spesso non è giusta. I barbars a insegnin a scuole. I barbars a indiquin la che è giusto e la che è sbagliato. E allora sperin che i barbars vers avvegnin, come cal diceva Jordanes, a portare chignot là che li stelis e poi di impiantare un domani che qui sa. Forse non sarà miglior di queste giornate che è lì per finire, ma speriamo che non sia di pies. Grazie. Grazie davvero di cuore per questi pensieri dall'alterità che ha attraversato la riflessione di Angelo Floramo fino a questo momento in cui abbiamo parlato delle parole. Noi diciamo respinti, i barbari fanno le leggi, i barbari anche ingentiliscono le parole a volte. Qui sul confine orientale si è scelto nel nostro confine di usare anziché respinti riammettere le riammissioni, quindi edulcoriamo le parole ma la sostanza è quella, anche lì essere barbari. Adesso passo la parola al professor Gri per raccogliere il testimone di Angelo Floramo e allargare lo sguardo a queste riflessioni. Sì, io parlerò nella lingua degli invasori da sud e da ovest, invece. Siamo in due, professore. Ecco. Anche per restare in linea con le traduzioni di Elio Bartolini, bellissime, così preziose, insomma, come lui sapeva fare. E abbiamo sentito delle letture che ho ascoltato, mi ha molto colpito Damiano Marcellino. Si capisce come razzismo, etnicismo differenzialista e tutte queste formule che hanno tutte queste formule, la traduzione storica di queste formule che hanno devastato il Novecento vengano da molto lontano, noi e gli altri. Noi civili e gli altri barbari o peggio, insomma animali più o meno. E mi interessa un punto, ragionare intorno a un punto. Noi, gli altri e noi, dentro questa contrapposizione, e noi friulani saremo la sintesi. Da dove veniamo, chi siamo, da dove arriviamo, dall'Aquileia cristiana, multilingue, multiculturale, poi colpita al cuore da Attila e da altri. Parliamo friulano, una lingua neolatina, quindi siamo parenti stretti dei toscani e di tutte le altre lingue neolatine che si sono sviluppate a partire dal mondo tardo antico che abbiamo ascoltato in questi storici. Parliamo una lingua neolatina, con chiacchiari furlan, chiacchiari una lingua caifie dal latino, però aquí denti ade Federico, ade Gotthard, Federico, trosatis non svegnino dal monte. Sin aquí duc cui bragons, come i barbari, vengono ereditati, anche le femmine, quei bragons. E tanti altri elementi, la toponomastica, l'onomastica, tal lessic furlan, sin ai colonos, gin a trincare, sentare sulla banchia d'ogni la braide e potresti fare un discorso per furlan, mettendo dentro nome i debits linguistici che vengono con Longobards, con Goths, con tutti altri, che altre giornate che sono venute intorno qui. A me interessa un discorso, naturalmente in quintris vengono bene con che ci sono contrapposizioni, con che è un ning di dialettiche. Allora io mi permetto di schierarmi quintre il test che vi letto dalla locandina di invita, che è scritto così. Chialai furlangs, chialà no furlangs, alle ugualmat alis lor musis che l'alghe di barbaric.
che il non so che di barbaric, dice il testo in italiano. Tra le muse, che dai Goths, dai Longobards, dai Slavs, e di che altri mil altri giarnazis che io fas unics. Queste storie dei furlangs unics, però. No? Non è popolo che hanno sette unici, hanno int che hanno sette unici. Che l'identità dei friulani, non uso l'aggettivo l'identità friulana perché mi farebbe molto discutere. Che l'identità dei friulani sia composita, va bene, è ovvio, è un'affermazione di prima evidenza, ma affermare che questa storia di intrecci, noi e gli altri, si lasci vedere, del resto sarebbe facile dire a Damiano Marcellino: guarda che quelli che tu descrivi come animali sono 200-300 anni che li state usando nell'esercito, che sono diventati comandanti degli eserciti. Attila mica viene dalle steppe, era stato a Bisanzio, aveva imparato molto bene. Su tu. I generali dell'ultimo periodo dell'impero romano erano barbarici. L'esercito, le colonizzazioni là dove le campagne erano disabitate o altro, quindi altro che contrapposizioni, c'era già e da tempo e forse da sempre, come sempre, un intreccio. Comunque, che questa storia di intrecci traspaia nei volti e nei profili di una gente unica, questo proprio non mi va, non ci credo. È una bella costruzione retorica che ha i suoi padri, questa lettura, senza farla tanto lunga. Ricordo la Quintristoria del Friuli di Beppo Marchetti. La conosci? 1974, 4 anni dopo la prima edizione dei Barbari di Elio Bartolini, quella per Longanesi del 70. Il capitolo, c'è un capitoletto, naturalmente di un'arguzia tutta sua, nella Quintristoria del Friuli, intitolata Les Invasions. Viene fissato il principio generale che regge tutta la Quintristoria. A je usanze da dal non di invasions a che esca venendo in Friul di bande di sorelli evat e invece di usanze da di liberations a che esca venendo da sorelli a Mont. Vabbè, questo è. E posto il fatto che da bande di Parzore arrivare in Parantic nomi Celtics, ma che non si può dire che sia stata un'invasione ma un insediamento, perché non era nessuno chi, secondo questa ipotesi. Ecco la conclusione. 700-800 anni dopo, passati Ostrogoti, Goti, Longobardi, Unni, Slavi e il miscliciamento des razis al fo pluio mancul fuart sulla planura. Quindi poetis di ville chiacce messe da proprio. Ma sui quei e massime tesmons la ciocchie celtiche arrestati bot pure, io sarei celtic pur. Fintre mai ai nostri stimps, al baste fa amens ai carattere somatics e al temperament dei dichiarniei, asins, tramontins e des montagnis ad impleng. In confronto ai furlans des bassis per visarsi di queste differenze. E fa un po' impressione che affermazioni di questo genere sull'etnogenesi dei friulani siano state edite, scritte, pubblicate nel 1974 e che piacciono ancora.
perché poi fanno parte ormai di un modo di pensarsi di tanti friulani. È vero che nel 1959 la UTET poteva ancora ristampare terza edizione, quindi edizione di 6 volumoni, mica una cosa corrente. I 6 volumoni di Razze e Popoli della Terra, intitolata così, Razze e Popoli della Terra, dell'illustre sant'Anielese Renato Biasutti, grande geografo, importante, etnografo, geografo, insegnava all'Università di Firenze dove ha preso il posto di Marinelli, insomma, e dentro questa linea della grande geografia friulana. Ma questa era l'onda lunga, residuale. Renato Biasutti veniva dal primo Novecento, naturalmente aveva fascista per la sua parte, aveva partecipato in maniera attiva al colonialismo, al povero colonialismo italiano in Africa e su, insomma. Era l'onda lunga residuale della geografia, dell'antropologia razziale, come si dice, no? Della raziologia, che costituiva la cornice scientifica, o pretendeva di essere la cornice scientifica, che reggeva l'impalcatura dei colonialismi, l'impalcatura dei nazionalismi, dei razzismi che hanno segnato l'8 e il Novecento. Però, 74, nel Razza e Storia di Levi-Strauss, il volumetto che richiesto dall'UNESCO a Levi-Strauss, un piccone formidabile che ha cominciato a demolire il razzismo, le idee del razzismo del primo Novecento, è del 1952 e del 1953 è la scoperta della struttura del DNA da parte di Watson e Crick, quindi 50, primissimi anni 50. E allora come si fa a ragionare sulla Ghiarnazie, su quanto resterebbe di biologico dentro, di eredità, insomma. Il termine farfurlan, non si dice la razza si mangia sotto il mese di novembre. Per dire razza in friulano si dice, manco il Marchetta lo usa il termine, il cioc e la ciocchie. Il cioc e la ciocchie hanno a che fare con la questione delle radici, con la metafora vegetale delle radici. Ma oggi che i paleogenetisti da quanto, mettiamo 20-30 anni, forse un po' meno, hanno imparato a estrarre il DNA dalle ossa degli antenati, prima non si sapeva. Con che cosa resta? Su come impostare correttamente dopo 60 generazioni, 60-70 generazioni dai testi di storia che abbiamo letto, come impostare correttamente il problema dell'eredità di queste vicende che abbiamo ascoltato, senza trasferire, perché la paleogenetica ce lo impedisce con i risultati di tutti questi anni, ma la revisione storica di queste storie, l'archeologia, ci impediscono di trasferire il concetto di popolo, il concetto di etnia, il concetto di razza. Su questo, a questi anni, a queste altezze storiche. Abbiamo sentito prima il cenno, no? Perfino negli storici di quel periodo c'è la consapevolezza che i Goti non sono un popolo, ma sono invece un insieme di popolazioni molto diverse, che trovano comodo a un certo punto unirsi quando si tratta di decidere un'impresa di tipo militare, si unificano, costruiscono le loro alleanze su, insomma.
Ecco, come costruire in termini corretti, nuovi, non mitologici, non mitici, un discorso sulle identità, ecco. E come trasferire, e come, per riprendere l'ultimo aspetto toccato da Angelo prima, come costruire una correlazione fra l'antico e l'odierno, fra il mondo delle relazioni, fra le popolazioni di 700, 800 anni fa e il mondo di oggi. Non è così facile. Io Elio Bartolini l'ho conosciuto in maniera, i suoi lavori, le sue opere, l'ho conosciuto in maniera indiretta attraverso il filtro di Mario Turello. Soprattutto leggevo Elio Bartolini dopo aver letto le sue recensioni. Ricordo che Mario insisteva molto e ha insistito molto sulla predilezione di Elio Bartolini per le età di trapasso, sia dal punto di vista storico, non a caso ha scelto di prendere questo gruppo di storici, di tradurli, di commentarli, anche nella letteratura, i racconti aquileiesi ad esempio. Ecco, ha scelto la predilezione di Elio Bartolini per questi momenti di transizione, per cui a un certo punto ha cominciato a lavorare sulla transizione dalla civiltà contadina alla civiltà industriale. No? Questo gusto di mettere le mani dentro momenti della storia così intriganti, così intrigosi, dove maturano quasi da soli maturano gli stereotipi reciproci. E mentre invece il lavoro dello storico, il lavoro del letterato, dello scrittore, l'altro dovrebbe essere il contrario, quello di sì, so che in questi momenti diventano momenti importanti, centrali per la formazione di stereotipi reciproci, ma io devo smontarli. Io faccio bene a smontarli. Nel 2012 è uscito, a questo proposito cito soltanto un testo, Paolo Camarosano, lo conoscete, storia medievale di Trieste, fino a pochi anni fa era lo storico titolare di storia medievale di Trieste, e Ornella Urbis, sociologa a Trieste, esperta in migrazioni e nei problemi che le migrazioni pongono nella nostra società, hanno scritto questo bel libro, sempre Casamassima, tanto per dire, sempre Casamassima, 2012, Patrie, migrazioni e culture, Aquileia e l'Europa nel tempo. Camarosano fa il medievista e racconta i secoli tardo-antichi e il passaggio dei secoli tardo-antichi, come sboccia insomma dalle vicende di questi raccontati da questi storici, come sboccia il Medioevo, come esce un mondo nuovo, un mondo diverso. E Ornella Urbis, pezzetto dopo pezzetto, quasi bilanciandosi nei capitoli, scrive invece delle migrazioni, dei problemi delle migrazioni di oggi. L'ultima fotografia la conoscete tutti. L'Albania. Gli uni arrivavano a cavallo, vengono con i barconi, con le navi e con i barconi, ma insomma sempre. È un libro, ve lo consiglio, è un libro davvero, davvero bello e interessante. Come partendo da una storiografia profondamente rinnovata. Siamo tutti figli delle scuole elementari dove ci hanno trasferito nel cervello il modello che viene da Gibbon sulla decadenza dell'impero romano. Però abbiamo anche ascoltato Gregorio Magno, insomma,
Decadenza oppure risorgenza di un altro mondo, o nascita di un mondo diverso, un mondo nuovo. Quindi da un lato una storiografia profondamente rinnovata rispetto a quella che poteva avere fra le mani Bartolini nel 1970. Davvero tutto è cambiato dal punto di vista dell'analisi, della ricerca, della revisione critica della storiografia antica, dal punto di vista delle indagini archeologiche, della paleogenetica e su, insomma, tutto è cambiato. Però è vero che anche raccordarsi e mettere insieme questo rinnovamento storiografico con quello invece che si è sedimentato dentro la testa delle persone e dentro la cultura di cui siamo parte, che siamo figli, è cosa tutt'altro che facile. È uscito ieri, io l'ho comprato ieri in libreria, ma sarà stato lì da 1 settimana, 2 settimane, un altro di Giovanni Alberto Cecconi, insegna storia romana, grande storico di storia romana, Università di Firenze, anche lui intitolato Barbari e Pagani. Anche qui naturalmente il primo capitolo, l'introduzione, cominciamo a discutere queste categorie. Pagani, barbari, e pagani che vuol dire? Rimanda al politeismo, alle religioni naturalistiche per un verso, ma pagani sono anche, rimandano alla contrapposizione fra romani e ariani. E a questo punto di vista, tutti cristiani dentro queste vicende, dentro questi secoli da cui usciamo, di cui siamo figli, insomma, una contrapposizione interna al mondo cristiano. Savische in Furlan, Pagans e Salvans sono nell'immaginario dei friulani, non solo dei friulani, perché anche qui gente unica, di pagani e di selvaggi, è pieno il mondo. Ogni cultura ha un suo immaginario per quanto si riferisce agli altri, all'alterità. Ma il Friuli, soprattutto il Friuli della montagna, è pieno di toponimi legati a Pagans e Salvans. Per non dire poi delle altre figure, Agane, Macciaroz e Susù. Questo immaginario è l'immaginario, se provate in prima evidenza è chiaro che si tratta di un immaginario che si fonda sulla distinzione fra il selvatico e il domestico, esattamente come gli storici antichi. I barbari vengono dal selvatico, Pagans e Salvans abitano il selvatico e noi siamo in paese, invece abitiamo le case, non le caverne, invece la buse dei Savans, la corda dei Pagans e su. E anche in Friuli da almeno 100 anni si discute, ma chi sono i Pagans e i Salvans? Perché questa distinzione? Tutti e due sono figure del selvatico, sono figure del barbaro, sono figure dell'alterità. E lì ricordo Carlo Guido Mor che ha provato, da grande storico, Carlo Guido Mor era uno storico che ci insegnava sempre, guardate che quando prendete in mano un documento medievale, oltre a tradurlo, la prima cosa che dovete fare è quello di camminarlo. Andate a camminare i luoghi di cui parla quel documento, guardate, che altrimenti vi inventate cose, magari l'ambiente, il paesaggio vi dice molto di più di quanto voi possiate immaginare. Ecco, e Carlo Guido Mor ha preso le leggende di Pagans e Salvans e ha provato a metterle sulla cartina
della montagna friulana e a provare a capire se era possibile una distinzione. E lui la distinzione la riportava esattamente a questo conflitto interno al Friuli, per restare dentro il Friuli, fra romani, cristiani romani e cristiani ariani. I pagans va bene, i salvans va bene, no. Però dietro al nome Salvans c'è Silvanus, una bella divinità romana che ha le sue belle lapidi in tutta l'area alpina, non soltanto alpina orientale, ma centrale, orientale. Addirittura Silvanus con il lupo, con il cane o il lupo accompagnato dal cane e dal lupo. Quindi lì forse pagans, salvans da Silvanus. Se pagans, l'Ecclesia dei pagans che trovo a Braulings o a Cesclans. Se qui invece ci fossero dietro, e l'intelligenza di Moro ha provato a legare fra di loro le indicazioni toponomastiche sui luoghi dei pagans con le chiese di San Giorgio, San Michele, San Giorgio, con il santorale di queste popolazioni guerriere, di queste popolazioni che strutturavano se stesse sulla base dei clan e dei lignaggi familiari, specializzati avendo a capo, strutturandosi in funzione dei maschi guerrieri, insomma, del gruppo dei liberi guerrieri che si trovavano. E secondo lui, alla base di questo immaginario che abbiamo, che non occorre arrivare ai millenni, a chissà quando, ma c'è un riflesso esattamente di queste contrapposizioni. La contrapposizione prima tra mondo cristiano e il politeismo, e le religioni politeiste, naturaliste, con tutti i radicamenti locali che anche nel territorio aquileiese si conoscono adesso, e dall'altra parte la contrapposizione interna al mondo cristiano fra romani e ariani, eccetera. Un'ultima osservazione mi è venuta in testa adesso parlando. Penso a quanto è stato interessante e quanto sarebbe interessante, ricordando quanto dicevi a proposito di movimenti di popolazioni oggi, il tema dell'accoglienza dal bon accetto per Furlan. Come in questi periodi, nel periodo degli storici dei barbari di Elia Bartolini, cambia radicalmente il concetto di hospitalitas. In latino, un buon vocabolario latino, dice hospitalitas è un termine che sta a indicare l'accoglienza nella propria casa di un esterno, gli offri la camera per dormire, insomma. In questo periodo invece, proprio in questi secoli, nel tardo antico, hospitalis acquista un senso perfino giuridico nuovo nella legislazione che matura nell'ambito di questo rapporto, di questo intreccio, insomma, fra diritto romano, bizantino e i diritti barbarici, come li chiamiamo. Ecco, dentro questo incastro di diritti, dove il Friuli ha alcuni elementi molto interessanti. Sapete che in Friuli la Morgengabe, l'uso che per sposare una donna sei tu che la devi pagare, contro il diritto romano che invece faceva esattamente il contrario. Se io devo sposare mia figlia devo darle una dote, è lei che in qualche modo deve pagare la famiglia dello sposo per poter avviare la nuova famiglia. Il diritto germanico invece, come succede in mezzo mondo ancora oggi, invece ha un modello di trasferimento dei beni esattamente opposto. La Morgengabe è questo
questa tradizione, questo rito, questo aspetto tradizionale, questo rituale tradizionale per cui la mattina dopo la prima notte di matrimonio è il marito che deve presentare il cavallo, deve presentare un dono simbolico, ma in realtà pagare la sposa, pagare il prezzo della sposa, insomma, è durato fino al 1400 in Friuli. Così come sono durate tante altre cose, così come dura ancora la toponomastica, l'onomastica. Qui vicino c'è Beano, conoscete tutti, avete conosciuto tutti i Mizau. I Mizau di Beano sono documentati lì come una delle famiglie slave portate X-XI secolo, e il cognome slavo è durato fino a oggi, è ancora vivo. Naturalmente io non vedo tratti slavi sulla faccia di Mizau, né di suo figlio, né della famiglia, però questo, il problema dei radicamenti e dei fondamenti resta tutto intero. Era rimasto l'hospitalitas. Nel diritto, in questo mix di giuridico che si viene a formare nell'Alto Medioevo, hospitalitas è, dal punto di vista giuridico, la pratica per cui ai nuovi venuti, Goti, Ostrogoti, Visigoti o Longobardi, tu, grande proprietario terriero, devi offrire un terzo delle terre, o metà, o tre quarti, e dipende dall'avidità degli ultimi arrivati. L'hospitalitas diventa un diritto di possesso, esattamente come quello dei cosacchi quando sono arrivati nell'ultima guerra, che entravano nelle case, metà casa è mia e metà è tua, e tu devi ritirarti dalla tua parte. Anche qui tradizioni e usi che restano profondamente ancorati. Mi fermo qui. Grazie. Grazie. Grazie, speriamo che questa hospitalitas oggi sappiamo farla sbocciare in un diritto, in diritto di cittadinanza a pieno titolo. Ecco, allora io vorrei, l'abbiamo sentito leggere, io vorrei soltanto presentarvi un po' meglio Abu Bakar. Allora gli chiederei da quando è arrivato in Italia, qual è stato il suo percorso e che cosa fai oggi. Perché è una storia molto bella, appunto, del nostro territorio e di nuove cittadinanze. Anzitutto vi chiedo scusa se vi ho fatto soffrire ascoltandomi a leggere. Non ci hai fatto soffrire. Mi chiamo Abu Bakar, sono arrivato in Italia quasi 5 anni fa. Poi, quando sono arrivato nel 2017, a luglio 2017 più o meno. Anna Paola, fammi ricordare se mi sbaglio. Va bene. Poi quando sono arrivato ho fatto più di un corso di italiano perché ancora sto imparando. Ho fatto poi il corso per fare per pizzaiolo a Codroipo, era un corso di 6 mesi. Dopo 6 mesi di corso ho fatto un tirocinio, poi mi hanno proposto di lavorare in ristorazione. Ho lavorato 2 anni in ristorazione come pizzaiolo, poi in questo momento sto lavorando con Oikos, che ero prima i loro ex ospiti, perché quando sono arrivato in Italia nel 2017, prima ero in Croce Rossa, poi mi hanno trasferito in Oikos, ero loro ospiti, mi hanno dato tutto, non lo so come dirvi, educazioni, farmi imparare italiano, per integrarmi meglio anche. Poi in questo momento sto lavorando con loro per aiutare le altre persone che non hanno ancora avuto la fortuna che ho avuto io.
non lo so cosa dire altro. Aggiungo io una cosa, lui è arrivato appunto quando a Udine, quindi con quello che era il progetto Aura, no? Se non sbaglio, che poi purtroppo è stato chiuso, di accoglienza diffusa sul territorio. La storia di Abu è bella perché appunto da ragazzo accolto, era giovanissimo, è tuttora giovanissimo, quindi era ancora più giovane 5 anni fa. Ha fatto un percorso bellissimo e ad oggi lavora in Oikos, appunto in una comunità per minori stranieri non accompagnati, è un operatore. Quello che non vi dice lui è che lui rappresenta per questi ragazzi un punto di riferimento, rappresenta l'esempio che attraverso l'impegno, attraverso un aiuto fortissimo che dà l'associazione, una reale integrazione, un'accoglienza sul territorio, si può rinascere, si può avere una nuova vita che forse 5 anni fa, con tutte le peripezie che ha avuto Abu, era un po' difficile da immaginare, ma invece si può, e lui adesso davvero è un punto di riferimento per questi ragazzi. E un po' io direi che sei un punto di riferimento anche per noi. Speriamo. Allora, siccome siamo andati piuttosto lunghi, io passo la parola a Federico Rossi. Ci tengo soltanto, prima di salutarvi, a sottolineare come siano state dette delle parole molto importanti, non soltanto questo farci guardare all'alterità con uno sguardo storico che ci riporta all'oggi, un continuo dialogo tra l'ieri e la situazione odierna, ma anche questa capacità di vedere. E il professor Gri ha usato una parola bellissima, sbocciava il Medioevo. Angelo Floramo ce l'ha ricordato, no? Dai momenti difficili sono dalla notte, poi si possono vedere le stelle. Credo che in questo momento immaginare una stagione nuova che sboccia dalle difficoltà del presente, che sono tante, penso che sia l'augurio più bello che ci possiamo fare anche in questa cornice così importante che ricorda le nostre radici e ci fa guardare a quello che verrà. Lascio la parola al padrone di casa. Grazie. Bene, le donne per ringraziare, no? Il professor Giampaolo Gri, il professor Angelo Floramo per queste riflessioni così profondi rispetto a tematiche che sono un'evore delicate e complesse. E grazie al professor Floramo per averci aiutato a scoprire anche queste opere monumentali e importanti di Elio Bartolini, no? Sui Barbars. A proposito di queste barbaricità dai Furlans, mi è venuto a chiaro un episodio che mi è succeduto un po' di anni in lavoro in una trasmissione di Radio Spazio, quando avevo chiamato un sindaco, un uomo di cultura, editore, che quando lei saludato mi ha detto: io parlo italiano però garantisco che sono un friulano di razza pura, mi ha detto. Io infatti dite complimenti signor sindaco, no? Grazie complimenti perché è l'unico friulano di razza pura che è restato in Friuli. Ben, però a Giampaolo Gri voglio anche dire che quando dal 2005 sono andata così a conoscere Filippo Daverio, mi ha invitato a Chiasesso a Milano. Io sono andato con un benio che aveva di là per altri traffici, lui le ha alle aziende agricole, e si presentava, si è mettuto a ridere come un matto. Ha chiamato al telefono chi so a me, Jean Blanchard, che ha il suo braccio destro, che è il barbone, casa me è Marx, no? Lo ha chiamato e gli ha detto: senti, devo mandarti questi due, sai chi è arrivato qua? Ecco, sono arrivati 2 longobardi. Vabbè. Ecco, allora grazie di nuovo a Giampaolo, a Angelo, grazie a Boubacar, no, che naturalmente fa tanti auguri e speriamo che verrà in muta anche di venuta in questo percorso ai colono salti, e grazie a Anna Piuzzi che è arrivata a metti d'ogni e a tigni d'ogni d'utchist. I sierin di corse perché sapete che vi un po' di amici, una parte di queste comunità che non le pubbliche, no? So dalla loge e al fast fred e si scusi per questi disagi che naturalmente sapete che non dipende di noi. Il prossimo appuntamento, l'ultimo, non è qui, dalla Stadia dei Colonos, ma dalla Basilica di Sante Eufemie a Grau.
e vinse che il puesto e che località, perché la lettura di questo piccolo poema di Tito Maniaco, no? Dunque Patriarca nella nebbia, alle proprio ambientate. No, è ambientato in quel paese lì, è legato a un fatto storico dal VI secolo d.C. La lettura sarà di Fabiano Fantini, accompagnata anche di une trombe, e la presentazione di questo testo, che è un'evore enigmatica, un'evore criptica, la farà naturalmente, la venga affidata al professor Mario Turello, che lo ringrazio di questo. Chiamò qualche poesia libera per che riguarda domenica 20, se qualcuno ha voi, prometti sì, no? In notte tocca prenotarsi. Buone serate.